Il latte dovrà essere come il vino, nel senso di raggiungere la sua eccellenza per venire riconosciuto a livello mondiale come di assoluta qualità. Un obiettivo mica da ridere quello che si pone, comunicandolo all'assemblea dei soci, il presidente delle Latterie Soligo, Lorenzo Bruniera. Commenta i dati di un'annata positiva per il consorzio montelliano, nonostante il comparto lattiero-caseario sia l'unico, con quello del Prosecco, a vantare nella marca un segno più nel 2013. Soligo è pronta alle sfide dell'innovazione, ma c'è molta burocrazia da combattere. Sì, credo che c'è una burocrazia opprimente, perché le regole per migliorarsi non sono burocrazia, ma c'è qualcosa di carte, di opprimente che la gente sta abbandonando, non gli viene più la voglia di lavorare, perché questa è la realtà. Su cosa punta per lo sviluppo? Beh, sicuramente allora, i nostri padri fondatori ci hanno detto migliorare i prodotti per farne prodotti perfetti, venderli nel territorio, perciò la nostra è produrre dalla campagna, dalla terra alla stalla, al stabilimento, per portarli al nostro consumatore, che siano dei prodotti freschi, genuini, di qualità. La missione prettamente territoriale delle Latterie Soligo ha allargato via via i suoi interessi, complici i processi qualitativi dei prodotti che hanno suscitato l'interesse di altri mercati, non solo nazionali. Ha avuto l'intelligenza del suo presidente di guardare al futuro, dando la giusta redditività ai soci, però aggredendo il mercato in termini innovativi, per cui miglioramento del prodotto, cercando l'esigenza del consumatore, marketing aggressivo, mercati in espansione a livello globale. Siamo in Svizzera, siamo in Austria, siamo nel meridione d'Italia, vogliamo continuare questa strada. Nell'ultimo anno abbiamo avuto dei risultati brillanti sia in Lombardia che a Roma, siamo in Puglia, sostanzialmente io credo che ci sia spazio e non per ultimo abbiamo mandato anche in Cina.